Dalla piazza di Vicenza un messaggio chiaro: i cittadini hanno bisogno che la sicurezza sia un bene garantito e senza colore politico. C'erano Stacchio e Zancan, sono arrivati Salvini e Zaia. Ben ritrovati, 1 migliaio di persone a Campomarzo per chiedere più sicurezza, tutelateci di più, il grido della piazza, presenti Zaia e Salvini. Il leader della Lega tuona: chiederemo l'incriminazione per Renzi e Alfano per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Circa 1 migliaio di persone alla festa della sicurezza in Campomarzo, che da Vicenza chiedono più tutele per il territorio. In piazza tanta Lega, Forza Italia, qualche sindaco, ma non il PD e la destra estrema. Il grido dei presenti: cambiate le leggi e tutelateci di più. Sì, è una partita irrinunciabile, che è il tema di questo bollettino di guerra quotidiano che noi abbiamo, e ci vuole una risposta che sia una risposta seria. Quindi mezzi, uomini e ovviamente leggi che ci diano la certezza della pena. Si dovrebbe chiedere sicurezza, la sicurezza dovrebbe essere garantita dallo Stato e dalle istituzioni locali. In questo momento il governo Renzi-Alfano è un governo che odia gli italiani, odia i veneti, ha l'allergia alla sicurezza, ha l'allergia alle divise, all'ordine pubblico, alle forze dell'ordine, e quindi noi cerchiamo di riportare un po' di normalità in Veneto e in Italia, difendendo le forze dell'ordine e dicendo ad alta voce che noi chiederemo l'incriminazione di Renzi-Alfano per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Da Vicenza è partita questa richiesta di una legge Stacchio, una legge che implementi la legittima difesa ma che dia anche più potere alle forze dell'ordine. Già depositato come Lega il 18 febbraio scorso sul modello del codice penale francese l'estensione del concetto di eccesso di legittima difesa. Flavio Tosi oggi si è presentato la sua candidatura, un commento alle sue parole? Auguri senza rancore, lui si rivolge ad Alfano, io mi rivolgo ai veneti e sono orgoglioso e contento di avere Luca Zaia con me. Uno che si candida contro Zaia, avendolo sostenuto fino a 2 giorni fa, è uno che evidentemente ha dei problemi. Da oggi parte un nuovo messaggio al nostro governo, parte un messaggio forte: cambiate le leggi, cambiatele e tutelate le nostre forze dell'ordine. Stanno parlando. Quando è che le forze dell'ordine possono parlare da un palco? Mai. Noi siamo con le forze dell'ordine, con il cuore. Come sanno molto bene i nostri telespettatori più affezionati, questa festa della sicurezza è stata trasmessa nel corso del pomeriggio in diretta dalla nostra emittente. E c'erano anche i 2 protagonisti della drammatica rapina di Nanto, il benzinaio Stacchio e l'imprenditore Zancan. Da loro arriva un messaggio chiaro: la sicurezza non deve avere colore politico. Campomarzo, sempre al centro del dibattito, luogo pericoloso della città, oggi sì che è sicuro, lo sta popolando la gente che chiede la sicurezza, la gente che grida forte: io sto con Stacchio. Ma lui per primo, Stacchio, e anche l'altro protagonista della drammatica rapina di Nanto, l'imprenditore Zancan, avvertono: la sicurezza non diventi una bandiera di questa o quella parte politica, si lavori tutti insieme per garantirla ai cittadini. Vuoi farmi mica credere che la legalità sia di destra e la giustizia sia di sinistra? No. La sicurezza è un diritto di tutto, non deve avere nessuna fazione politica la sicurezza. C'è voglia di sentirsi sicuri a casa propria, ma c'è anche l'esasperazione perché un diritto sacrosanto è diventato quasi un'implorazione rivolta alla classe politica. La politica è pronta ad ascoltare davvero questo grido della gente? Secondo me no, perché c'è ancora troppa confusione nella politica. Sono troppo occupati a altre cose e non sono tanto sensibili a queste. Ma se la politica davvero non è pronta, c'è il rischio che la gente faccia da sé. Perché se no viene fuori una rivoluzione. Ma deve venire fuori una rivoluzione. Noi non siamo più padroni del nostro territorio. Alla sera, all'imbrunire c'è il coprifuoco perché ci sono i delinquenti in giro. Ma stiamo scherzando? Se siamo costretti a vivere dentro delle gabbie, mi hanno modificato la vita mia, della mia famiglia e dei miei figli.